Secondo giorno qui nei dintorni delle Dolomiti Friulane, visto che non sono proprio all'interno del parco, ma mi trovo a Erto, paese tristemente noto per i fatti della diga del Vajont, e oggi farò un giretto qua sopra il paese. A differenza del giro al rifugio Pradut di ieri, oggi sarà un giro molto più stradale, almeno sulla carta, poi vedremo se troverò qualche deviazione, perché la strada al rifugio Magnago è quasi tutta asfaltata in teoria, andremo a scoprirlo piano piano. Comunque la salita si fa sentire, sentirete anche voi dal mio fiatone. E qua inizia lo sterrato di questa strada, in mezzo alle rocce. Questa strada che ho percorso conduce alla Cava Buscada, cava che era attiva fino agli anni 90, fino al 94, e in cui si estraeva il marmo ramello rosso di Erto, che era particolarmente pregiato. Adesso è chiusa e il dormitorio, la mensa dei lavoratori, è stato trasformato in un rifugio. Io in realtà la abbandonerò ora questa strada per seguire invece questa discesa per un po' e tornare verso la strada che conduce poi al rifugio Magnago, quindi discesa e poi risalita altri 600-700 metri di dislivello. Qua finisce la strada, mancano circa 500-600 metri al rifugio e c'è da spingere. E eccolo lì, tra gli alberi, il rifugio. Qui per i più temerari c'è un bivio e si può scendere direttamente per la direttissima dal sentiero. Io oggi, essendo con la longitude, preferisco tornare sulla strada che è qua più avanti e seguire quella per rientrare, quella fatta anche all'andata, che è fattibile bene o male anche in gravel, anche se comunque un po' sconnessa. La strada di discesa è veramente veloce, è la stessa fatta l'andata, ma è scorrevole, bella, divertente.
si ha una bici che tiene, occhio sempre alle canalette di scolo.